umanità è uno dei passaggi fondamentali del mio mandato, poter dare la possibilità a persone che desiderano, a donne e uomini, la possibilità di potersi riabilitare, ma creando un lavoro, perché certo si riabilita ma poi uno esce, finisce la sua pena e che cosa fa? L'Ateneo è come punto di aiuto reale, un aiuto per poter dare appunto a questi detenuti la possibilità un domani di riabilitarsi completamente dandogli un lavoro o una professione. Ho trovato molto interessante, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato, ovvero dalla direttrice, dal provveditore a tutti, l'assessore Zivelonghi, questo accordo in comune con tutte le varie istituzioni per poter arrivare a poter partire. Ci saranno dei tutor studenti, tutor che sono dei docenti, perciò c'è un grande entusiasmo umano per poter arrivare a questo tipo di soluzione che ritengo sia doveroso che un rettore debba fare. Mettiamo appunto in relazione la comunità esterna, in questo caso l'università, con quello che è il mondo penitenziario. Lo scopo è quello finalizzato proprio a fornire, a dare questa pari opportunità anche alle persone recluse di poter concludere, continuare, iniziare un percorso di studi, proprio perché rientra in quello che è il principio dell'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione per il futuro reinserimento sociale. Uno degli elementi del trattamento proprio per l'inserimento sociale è lo studio di ogni ordine e grado.